Bentrovati, grazie Filiberto e complimenti per questa bellissima location che quest'anno Stone District ha creato. Un grazie alle istituzioni presenti, in particolare all'assessore Elena Donazzan che ha voluto sostenere con la sua presenza qui il nostro territorio e la nostra scuola. Un grazie a Verona Fiere, che comunque è parte integrante del sistema che ruota attorno al distretto del Marmo e che sempre lo supporta nello sviluppo. Siamo qui per raccontare una cosa importante, uno sguardo che guarda avanti, che parte da un progetto che l'abbiamo denominato Scuola Impresa. E allora quando ci siamo detti dobbiamo guardare al territorio, la prima cosa che abbiamo incrociato sono state le istituzioni del territorio. Ecco qui allora in rappresentanza di tutti i comuni che abbiamo sentito e che ringrazio veramente per la sua sensibilità, per la sua proattività, ecco che è sempre fantastica, il sindaco Roberto Zorzi di Sant'Ambrogio. Ecco, siamo arrivati a stabilire, a scrivere una delibera che non è una cosa scontata, che 15 comuni si mettono attorno e dicono quella scuola lì è importante, è strategica per il futuro. Chiaramente per noi è un orgoglio, ma chiaramente più che un orgoglio è un impegno perché i salesiani si sono messi al servizio del territorio. Quando 35 anni fa le imprese hanno chiesto di trovare la modalità per formare coloro i quali sarebbero nati a portare avanti e sviluppare le imprese, hanno pensato ai salesiani come attenti ai bisogni dei ragazzi. E quindi nasce dal territorio questa scuola, una scuola che nello sguardo di tentare di sviluppare le due anime che sono all'interno di questo settore magnifico, che sono l'ambito dell'automazione e della programmazione, un ambito che poi anche grazie all'evoluzione dell'industria 4.0 è diventato negli ultimi periodi sempre più importante. Quante imprese passano dal nostro stand e ci dicono: ma avete ragazzi? No, li abbiamo già tutti assegnati l'anno scorso. È stata quindi sicuramente un aspetto estremamente bello, ma anche la dimensione artistica, perché marmo significa anche l'intelligenza delle mani, l'intelligenza di poter andare a realizzare delle opere e finalizzare quindi anche con il lavoro di finitura quelle che sono le opere all'interno delle aziende e degli vari ambiti che ci sono, tra cui anche il design, che sappiamo essere un ambito importantissimo. Ed ecco allora la collaborazione con le imprese, ed ecco allora la collaborazione anche con le istituzioni. Ieri abbiamo fatto una bellissima manifestazione nella quale i ragazzi sono stati coinvolti nel realizzare con l'Accademia delle Belle Arti una Sislong, quindi una espressione artistica significativa, e dove loro hanno potuto vedere le lavorazioni, hanno potuto vedere la progettualità. Tante volte siamo coinvolti con il territorio nel realizzare per i comuni, chiaramente a partire da Sant'Ambrogio, tutte quelle che sono le opere che magari possono essere appunto date al territorio, dalle panchine, ad altri abbellimenti che si possono fare. Una scuola quindi che cerca realmente di rispondere alle esigenze del territorio e che ha introdotto recentemente anche un ambito che è quello dell'automazione e del coding. E uno dice: ma perché? Ma perché dobbiamo creare quella mentalità sempre più pronta alla gestione del dato e quindi alla programmazione, che è quello che l'azienda oggi chiede, perché è vero che abbiamo in casa tante macchine Industria 4.0, ma se recuperiamo al 30% delle loro potenzialità ne facciamo poco, non riusciamo come imprese a fare la differenza poi sui mercati. Il compito quindi e la sfida è questa, è una sfida sicuramente importante. Ci teniamo ad aprire anche gli orizzonti, e quando si parla di Erasmus si pensa sempre solo all'università, ma no, la formazione professionale è già da 3-4 anni che sviluppa attività di Erasmus. Due dei nostri ragazzi sono stati il mese scorso a Valencia a fare un'esperienza di un mese vivendo in famiglia e andando a lavorare in un'azienda del marmo di Valencia. Quindi l'obiettivo è anche aprire lo sguardo, aprire la mente. Io lo dico sempre ai ragazzi: dovete pensare che avrete tante opportunità e non dovete pensare di essere sempre timorosi. Vivere queste esperienze, anche la presenza qua oggi, è aprire lo sguardo e dire: ma un attimo, io mi sono inserito in un settore, ma che cosa può fare questo settore? Che potenzialità posso avere nel mio futuro e nel mio domani?
Ecco, quindi siamo pronti per queste sfide e sentivamo l'assessore anche rispetto a quella che è la verticalità. Ecco, loro lo sanno perché quando sono venuti per le iscrizioni io dico sempre a loro: guardate che l'obiettivo minimo è un diploma, sia esso un diploma professionale o un diploma di istruzione tecnica, perché dobbiamo lavorare sul vostro futuro e voi dovete trovare attraverso le competenze che apprendete in questo percorso quella che è la chiave per poter poi fare la differenza durante e nelle imprese. Ecco. E so che l'assessore è di corsa, per cui vorrei consegnarle, ecco, da parte della Scuola del Marmo una nostra produzione, ecco, che lascio presentare perché ci racconta che cosa appunto viene Dario. Dario Marconi, coordinatore della Scuola del Marmo, quindi ecco, una figura estremamente importante, e lascio a te presentare all'assessore questo dono. Bene, grazie a tutti. Niente, questa è una formellina che rappresenta il simbolo un po' del lavoro del marmo, perché lo scalpellino è una formella a coppia delle formelle bronze della Basilica di San Zeno Maggiore di Verona e di conseguenza è l'emblema del nostro lavoro. Per cui la doniamo a lei, assessore. Prego. Io vi ringrazio di cuore e sono anche commossa perché come avete Silenzini, ma io detesto quando sbagliano il mio cognome, quindi chiedo. Grazie. La mia è una famiglia di scalpelline, erano l'inizio del Novecento, il mio bisnonno e poi mio nonno, e fecero tutti i marmi dell'uomo del fiume, che era italiano. Poi perdemmo la guerra, arrivarono i cattivi e la mia famiglia fallì. Però questo è il simbolo anche della mia di vita e vi ringrazio di cuore perché anche dei fallimenti si risolvono. Quindi ragazzi. Grazie assessore, grazie alla scuola, grazie a Verona Fiere.